Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una live del vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo appunto dell'estate, di questo periodo, ma non solo dell'estate, perché questi consigli che vi dà il vostro Marietto tramite questi circuiti servono per tutto l'anno, ma nell'estate nascono amori e muoiono amori veloci. Quindi per preservare la propria famiglia, la propria stalla, come metaforicamente parla sempre Marietto, bisogna costruire una paracadute che ci tenga lontano da amori facili, amori frivoli, insomma, il nulla su nulla e stare attenti a non incontrare dei narcisisti. Quindi bisogna sempre partire con, come si suol dire, fidarsi bene e non fidarsi è meglio. Quindi il vostro Marietto cosa vi consiglia? Vi consiglia di avere sempre l'occhio vispo, stare sempre sul pezzo, proteggere la propria famiglia. E riprendo alcuni circuiti di cui ho già parlato ampiamente in altre pillole e quindi se è la prima volta che vedi questa pillola ti invito ad andare a vedere le pillole in cui descrivo come utilizzare al meglio questi circuiti. Ma partiamo subito, se sei un uomo, se sei una donna, se vuoi costruirti una difesa, se non sei un narcisista, insomma, di quelli che se la tirano, di quelli che postano sui vari social tutte le scoregge che uno fa, allora, scusate il termine, lasciatemelo passare perché ci sono delle persone che soffrono sicuramente di un disturbo di inferiorità e quindi devono postare tutto quello che fanno nella loro vita, no? Da cosa mangiano, a cosa bevono, alla carta igienica e tutto il resto. Ma se sei una persona che vuole stare sul pezzo, se sei una persona che vuole costruire qualcosa con la propria famiglia, se sei una persona che vuole fare e non solo cianciare, no? Perché la differenza fra il fare e il cianciare è immensa, no? C'è gente che dice tante cose, ma poi stringi stringi non riesce a fare nulla. E c'è gente invece che non ciancia e le cose le fa. Quindi se sei una persona che vuol fare, oggi il Marietto ti spiega anche come difendere quel fare che tu hai fatto. Quindi il primo circuito di cui noi parleremo è questo per togliere le energie negative nella propria abitazione. Questo qui proprio è un vortice e questo vortice deve essere stampato e posizionato in tutti i luoghi in cui c'è energia negativa, in cui c'è, come si suol dire, quelle situazioni difficili in cui ci si litiga sempre, si discute, insomma, di quelle cose che non piacciono a nessuno. Questo prevenzione, ma non solo prevenzione, questo qui dovrebbe essere sempre attivato, però attenzione, ci sono alcune famiglie che all'inizio magari c'è già attenzione in casa, allora il vostro marietto vi consiglia di metterlo sopra un armadio, insomma, incollato sotto un cassetto per non dare disturbo. Quindi questo è il primo passaggio. Lo si lascia lì fin quando non si viene a ottenere un risultato positivo. E il secondo passaggio è appunto questi nomi, questi 72 famosi nomi che sono stati un po' bistrattati. I cabalisti dicono che sono i nomi di Dio, in realtà sono le forze mercuriali che danno la conoscenza, la sapienza, il fare. Questi sono delle energie potentissime che irradiano la casa. L'ideale sarebbe che voi ci mettiate sopra un vostro testimone, ma oppure appenderlo a un muro in modo che entri nel subconscio queste bellissime, o magari in camera, nella propria camera, voi lo stampate e lo appendete al muro. Questo è importantissimo. Così che con questo togliete le energie nefaste, vedete, con questo qui proprio rangiate a zero le energie nefaste, e con questo fate in modo che la conoscenza, la sapienza e tutto quello che porta le energie mercuriali inondino la vostra vita. Questo è importantissimo. Poi vi ricordo che questi circuiti ho già fatto delle pillole, quindi se questi approfondimenti non vi sono un po' difficili, andate a cercare le pillole nel canale vostro Variazione. Qua invece vediamo tanti bei decagoni con i numeri, col quadrato magico del sole. Questo serve per concretizzare, per avere la forza, per fare le cose. Qui invece cosa fate? Mettete il testimone
il testimone in modo che dentro, ad esempio, una vostra foto oppure una richiesta di risultato, ovvero voi volete che succeda una determinata cosa, la pace in casa, l'amore nella terra, insomma tutto quello che voi volete. Lo lasciate lì un bel mesetto come minimo, questo testimone qui è importantissimo così che possiate attivarlo. Poi cosa fate? Per lanciarlo utilizziamo questa losanghe. Questa losanghe serve proprio per emanare quello che avete fatto. Quindi, se non sapete cos'è una losanghe, andate a vedere il video della losanghe. Fate questo, l'ultimo che il Maria Teresiano vi consiglia è questo qui per attivare la pace e creare la pace in casa. Questo qui è un ottimo circuito, ho avuto molti riscontri di persone che nei vari anni mi hanno detto che hanno avuto dei risultati. Quindi è un mix di circuiti che devono essere utilizzati. Come si fa? Si stampa il formato 4, si plastificano e si usano. Questo si lascia in casa fin quando non si raggiunge un risultato sicuro e poi lo si possono lasciare nel tempo. Bene, cari amici, vi ringrazio e alla prossima. Ciao.